io penso che chi ci doveva essere c'è già. Ci a voi dire qualcosa? No? Siamo sempre tra amici alla fine. Tra amiche. Ho già parlato con tutti, ho già scritto a tutti, quindi... Va bene. Allora, io vi ringrazio di essere arrivati tutti qui oggi a questo incontro per adulti curiosi, quindi capisco che siete adulti, quindi siete curiosi. All'interno di 10.000 è un festival diffuso della letteratura dedicato alla letteratura per l'infanzia che vuole festeggiare i 10 anni di Crescere Leggendo. Crescere Leggendo è questo progetto regionale dedicato alla promozione dei libri e della lettura, nato da un'idea di Damatra, nato da Damatra, ma quest'anno appunto per festeggiare i 10 anni abbiamo pensato a una versione estiva un po' più leggera, un po' più così con l'aria condizionata e anche per darci un tempo in presenza, come diceva prima bene Lucia Rosetti, siete tutti, l'importante è anche un po' vedersi, stare un po' insieme di persona e quindi io sono molto molto contenta di avere qui le nostre due ospiti di oggi che rappresentano un po' due aspetti che in questi anni Crescere Leggendo ha molto coltivato. Da una parte la collaborazione con altre forme culturali e abbiamo appunto gli aspirati per CSS di Udine e quindi questa forma, no, di fili tesi attraverso tanti incontri diversi che portano bambini e bambine ad attraversare storie con linguaggi, narrate con linguaggi diversi. E poi invece abbiamo Francesca Segato della casa editrice Camillo Zampa. Insomma, noi parliamo di libri sempre in Crescere Leggendo, ne abbiamo parlato tanto di libri di qualità, invitando bibliotecarie, ricercatori, case editrici anche nel corso degli anni abbiamo avuto anche diverse case editrici ospiti, Papa Libri, Topi Pittori, Editoriale Scienza e oggi per la prima volta abbiamo anche Camillo Zampa e siamo molto felici. Quindi io lascio loro parlare, tolgo queste immagini che vedete qui sullo schermo, sono la mostra che accompagna per tutte le sue tappe di Cimillanta, curata dalla rivista Andersen, in collaborazione con la mostra del libro di Bologna. Le fotografie sono di Mara Pace e rappresentano scrittori, scrittrici, librai, editrici, operatori culturali che raccontano il loro libro di infanzia, cioè quel libro che gli è rimasto dentro e in qualche modo è andato a costruire l'adulto che sono adesso. La mostra è presente in biblioteca, quindi fino al 6 di agosto, se avete piacere di vederla, è un video che dura una ventina di minuti, potete andare in biblioteca e sedervi comodamente e gustarvela anche là al fresco, si sta molto bene. Adesso lo togliamo, così lasciamo la parola a Luisa. Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo incontro. Iniziamo proprio con questo incontro le 2 giornate di Cimillanta, giusto qui a Cervignano. Io ho impostato un po' un intervento, spero non lungo, su 2 punti. E una prima parte riguarda, non si addentra specificatamente sul teatro per l'infanzia, ma un discorso generale sul teatro, sul suo valore. E pian piano mi avvicino a un discorso un po' più specifico che riguarda la nostra attività di teatro per ragazzi. Teatri coraggiosi, io partirei da questo, dal titolo che ho scelto per intervenire. Perché? Quali sono le ragioni per cui il teatro che è fatto di presenza, di parola, di azione presente, di un insieme di linguaggi che dialogano, che si interfacciano e si declinano, linguaggi formati nel farsi di una creazione, e perché il teatro, che è fondamentalmente un rito di grande potenza evocativa,
di grande coinvolgimento, dovremmo definirlo coraggioso. Perché? A me una definizione che piace molto è questa. A teatro indossiamo una maschera, ma per togliercela, o per toglierla a chi ci sta di fronte, a chi è di là, dall'altra parete, dalla quarta parete, al pubblico. Lo dice meglio di me Antonin Artaud, sia nei suoi scritti, nelle sue teorizzazioni, che nelle sue pratiche, e dice dal punto di vista umano l'azione del teatro è benefica, perché spingendo gli uomini a vedersi quali sono, fa cadere le maschere, mette a nudo la menzogna, la rilassatezza, la bassezza, l'ipocrisia. E quindi il teatro di per sé, tramite proprio questi meccanismi forti di identificazione, compie proprio davvero un'azione che può essere rivoluzionaria, perché è connessa col coraggio di prendere coscienza di qualcosa che magari temiamo di vedere, di riconoscere, di ammettere, di sapere. Riesce spessissimo a sollevare dei forti dubbi e ci spinge a metterci in discussioni. Quindi fra le definizioni di coraggio più comuni, sicuramente è particolarmente vicina alla missione del teatro proprio questa connessione con il dire la verità, il coraggio di dire la verità, il coraggio di affermare, sostenere fino in fondo, diciamo, le proprie opinioni, le proprie azioni, difenderle, senza farsi condizionare, perché il teatro è libero, ha una libertà. Il teatro è sempre portatore di coraggio civile, così, proprio perché è libero, si esprime per un bene, che è un bene comune, un bene pubblico, per amore semplicemente del vero e del giusto, e ha il coraggio di assumersi responsabilità. Un'eccezione di teatro che tutti conosciamo, che abbiamo più volte ospitato nelle nostre stagioni, sia qui a Cervignano al Teatro Pasolini, che a Udine nei nostri teatri, al Teatro Palamostre, al San Giorgio, a Teatro Contatto, che è la nostra stagione di Udine. È un genere che si è un po' diffuso, anche se io sono convinta che il teatro sia tutto civile, tutto politico, tutto coraggioso, ma in questi ultimi 30 anni sicuramente c'è uno specifico, un formato teatrale specifico che si connette proprio con il coraggio, ed è quello che noi chiamiamo appunto teatro civile, che è un teatro laico, di orazione laica, che ha visto proliferare proprio una serie di opere teatrali e soprattutto affermarsi autori, attori, narratori, affabulatori magnetici, che ha incontrato anche una certa popolarità. È strano, no? Il teatro popolare, ma dire che Vaillant di Marco Paolini è stato visto da milioni di persone è una cosa molto piuttosto clamorosa. Perché è così popolare? In senso buono del termine, alto del termine, buono è sempre, perché ha il compito di recuperare, attingere memorie che sono collettive, comuni, rimosse, dimenticate, e quindi ha a che fare proprio con la nostra memoria collettiva, ripercorre momenti particolari, purtroppo spesso tragici, problematici, critici della storia particolare di un paese come il nostro. Lo sapete di chi sto parlando, di autori, dicevamo, di grandissimo talento, intelligenza, come Marco Bagliani, Marco Paolini, Ascanio Celestini, Mario Perrotta, li abbiamo visti, no, in questi anni nelle stagioni di cui vi dicevo prima, Roberta Biagiarelli, Davide Nia, a molti altri. Anche altre compagnie, non solo narratori singoli, tanti prodotti teatrali hanno una fortissima connessione con la memoria. E possiamo forse anche dire che il teatro italiano è quasi un fenomeno molto legato al nostro paese. È un paese di cantori, di affabulatori che si sono in qualche modo anche assunti responsabilità che non sono strettamente le loro e che sarebbero in primis di altri, della politica, degli storici che spesso riscrivono
un po' a piacimento la storia con la S maiuscola, trasformandola, della stessa società civile che ha magari dimenticato un po' la forza, l'impatto della reazione e dell'essere, della capacità di indignarsi anche. È come se il teatro, questo tipo di teatro, fosse capace di risvegliare qualcosa in noi. E proprio perché è un teatro centrato su un recupero della memoria che attraverso il potere sovversivo, e lo dico, potere sovversivo della parola. E perché sovversiva? Perché, proprio per quello che ci siamo detti fino adesso, perché è una parola che svela, che toglie le maschere, che fa affiorare, che scoperchia le verità nascoste, che non osiamo guardare, indagare, riconoscere. Quindi coraggio. E sovversiva anche per il suo contrario, perché scardina le paure, le tante paure. Viviamo un mondo che genera in continuazione paure, quasi scientemente, con grande, in modo calcolato direi, quasi esistesse proprio una macchina che le produce, che controlla in qualche modo attraverso le paure anche le nostre vite. Di fronte a questo, ovviamente noi ci sentiamo, di fronte a tutto questo, alle paure continue, soprattutto magari anche in questo periodo, ci sentiamo sicuramente più fragili, più deboli, più isolati, più soli, più impotenti, magari apatici. E il teatro in questo aiuta tantissimo a non aver paura. E in questo parlo appunto al di là del teatro civile, al di là dei temi. Il teatro in se stesso, per adulti, per bambini, aiuta in questo senso. In cui mi avvicino sempre di più al tema che vorrei affrontare anche rispetto all'infanzia. Perché? Perché il teatro è un rito vivo, dobbiamo ritrovarci per venire a teatro, dobbiamo guardarci negli occhi, dobbiamo parlarci non solo con le parole, con la testa, con la mente, ma con il cuore, con il valore della relazione, con il valore dell'empatia. Il teatro agisce sulle emozioni, sull'immaginario e noi siamo una comunità fortissima quando siamo assieme in un teatro. E il teatro, di fronte a quello smarrimento, alle paure, eccetera, mette a fuoco le cose, ci fa avere fiducia di più, speranza, credere che le cose si possano cambiare e trasformare. Grazie, tornando al teatro civile, volevo solo ricordarvi alcune cose che sono successe grazie al teatro e alla responsabilità che si è preso. Ne sappiamo di più su tante cose, sul perché c'è stato un disastro doloso quasi annunciato a causa di una frana sulla diga del Vajont. Cosa è successo a Piazza Fontana? Cosa è successo per il caso Ustica? Il teatro civile ha saputo parlare di emigrazione italiana, emigrazione attuale, di malattia mentale, di terrorismo, di strategia della tensione, di morti sul lavoro, di disastri ambientali, di Casa Nostra, Seveso, fuori dall'Italia, Chernobyl, di genocidi del Ruanda, per esempio, di fosse comuni a Srebrenica, gli orrori delle guerre vicine di Casa Nostra, anche l'Olocausto, ricordiamoci che è importante non dimenticarlo, perché la storia si sta riscrivendo, le mafie, le collusioni e tante altre cose. Mi piace ricordare anche altri nomi, fare altri nomi, compagnie coraggiose che sono state ospiti, in questo caso a Udine. Voglio ricordare il Free Belarus Theater, che è una compagnia di dissidenti che abbiamo ospitato qualche anno fa a Udine. Loro sono esuli dalla Bielorussia, finché sono stati a Minsk, che è la capitale, hanno nel clima di censura, di violenza e di repressione dell'attuale dittatura di Lukashenko, il teatro si fa in luoghi clandestini, che va stanato, e qui c'è una fortissima ovviamente dimensione di coraggio in questi
artisti che non sono solo artisti, appunto, che prendono su di sé una funzione. E quelli che non possono tornare, gli artisti del Belarus che non possono tornare in patria, continuano la loro dissidenza raccontando da lontano la realtà della dittatura nel loro paese. Un'altra compagnia che abbiamo avuto il piacere di ospitare, per esempio, è il Kandugo Dance Company, danza, perché può essere coraggiosa e importante, perché è una compagnia che parla di disabilità. Sono danzatori con gravissime disabilità e danzatori, diciamo, fra virgolette, normali che lavorano assieme e con un'energia pazzesca. Alcuni sono addirittura senza gli arti, sono in carrozzella, eccetera, ma le loro creazioni fanno un discorso fortissimo sul superare quelli che sono i limiti, le barriere e i complessi della disabilità, anche gravissime. Ancora, teatro di Emma Dante, il teatro che forse abbiamo visto anche qui a Cervignano, che ci porta al centro dei conflitti delle famiglie, delle relazioni di sangue. O il teatro di Pippo del Bono, con i suoi interpreti straordinari che non sono professionisti, sono persone che Pippo del Bono ha incontrato in strada, ne ha dedicato anche uno spettacolo ai Barboni. Sono persone che vivono in situazioni di grande precarietà, persone con handicap, persone con gravi disagi mentali, e i margini della vita sono al centro della scena di Pippo del Bono. Qualche accenno semplicemente a un impegno produttivo del CSS, e mi limito solo ad alcune produzioni molto recenti per rimanere a quello che è accaduto negli ultimissimi anni, sempre connesso con questo potere sovversivo, trasformativo che ha il teatro. Voglio parlare per esempio del teatro di Giuliano Scarpinato, che è un giovane attore, regista, autore palermitano. Noi lo produciamo sia per quanto riguarda produzioni e creazioni per adulti, ma principalmente sono straordinari i suoi lavori destinati proprio o ai bambini o agli adolescenti. È stato pluripremiato il suo Fafafine, che è un lavoro di identità di genere dei bambini. Esiste un'identità diversa da quella codificata, diciamo, di genere. Lui la racconta molto molto bene. Ha saputo parlare di migranti nello spettacolo Ala nel mare, raccontando proprio ai bambini occidentali, bambini al sicuro nelle loro case con le loro famiglie, loro coetanei che non lo sono affatto, che vivono o in paesi in guerra a causa di quei conflitti, di quelle guerre, costretti spesso a fuggire. Ala nel mare racconta proprio, ispirandosi a una storia vera e tragica di un bambino ritrovato su una spiaggia a Bodrum in Turchia, Alan Kurdi, e di suo padre, partendo da quella tragicissima e fortissima ispirazione, racconta una fiaba, diciamo, Ala nel mare. Ancora, il teatro di Ksenia Martinovic, sto parlando di giovani autori. Ksenia vive fra Udine e Milano, ma è nata a Belgrado. È nata durante una guerra, quella dei Balcani, è nata quasi sotto le bombe nel suo paese, e suo padre l'ha portata in Italia, è riuscito fortunatamente a portarla in Italia. Il suo teatro non parla di questo, ma ultimamente ha parlato di importanti questioni, come quella della non parità di genere delle donne scienziate rispetto ai loro colleghi uomini. Ha scoperto un effetto Matilda, secondo il quale la maggior parte delle ricerche scientifiche premiate con il premio Nobel sono state attribuite a degli uomini, senza riconoscere minimamente il contributo femminile di quelle stesse ricerche. Lei lo racconta molto bene in uno spettacolo che si chiama Mileva Maric. Era
una scienziata, una fisica, una delle prime donne a entrare anche al Politecnico di Zurigo a studiare fisica, ed è stata la prima moglie di Albert Einstein, e pare che nella teoria della relatività lei abbia contato davvero molto nelle ricerche. Danze per Laura Pante, rimango sempre forse alle produzioni anche di questo periodo, in quest'ultimo anno in cui molto i teatri hanno sofferto e molto sono stati anche chiusi. Una produzione che siamo riusciti a far debuttare l'anno scorso è Danze per Laura Pante. È la prima produzione italiana di un coreografo di fama internazionale, si chiama Jérôme Bell, vive a Parigi. Già l'anno prima della pandemia Jérôme aveva fatto una scelta molto coraggiosa, che si è rivelata anche molto anticipatrice rispetto a quello che sta succedendo adesso. Ha scelto di non salire più su un aereo, e questo per un artista è davvero molto difficile, perché soprattutto un artista di fama internazionale, non muoversi più. La mobilità degli artisti era una delle linee guida dei progetti europei, per esempio, quindi solo per fare un esempio, ha deciso per motivi di sostenibilità ambientale di non volare più, non per paura di volare. E quindi questa creazione, Danze per Laura Pante, e tutta una serie di sue coreografie di questi ultimi 2-3 anni nascono attraverso una metodologia diversa, nuova, di lavoro anche a distanza, anche molto complicato, con i suoi performer. Laura Pante è uno di questi, è una danzatrice performer veneta, e ha lavorato con lei a distanza, rimanendo a Parigi, mentre Laura ha lavorato nei nostri teatri, connettendosi ogni giorno, registrando i suoi lavori, le sue prove, parlando con Jérôme a distanza, eccetera. Coraggio di prendere delle posizioni anche forti rispetto, per esempio, in questo caso, alla questione ambientale. Sapete quanto gli aerei inquinino. Nell'ultimo anno, direi, questa è un'ennesima occasione per parlare di coraggio, il coraggio di cambiare, di trasformare, di essere flessibili a quanto accade. Il CSS, come tutti gli altri teatri, a Udine e in tutto il mondo, nell'ultimo anno e mezzo hanno dovuto fare i conti con fortissime restrizioni, l'impossibilità di lavorare in presenza, l'impossibilità di dare lavoro normale, diciamo, a ritmo normale, consueto ai suoi artisti a produrre. Direi che abbiamo avuto, lo dico senza vantarmene ma con orgoglio, il coraggio però di metterci a ripensare immediatamente come potesse essere cambiata il nostro progetto culturale, come si potevano cambiare le azioni, le forme di intervento, anche in tempi di confinamento e di chiusura dei teatri. E l'abbiamo fatto profondamente, sia a livello di produzione, sia a livello di programmazione. Abbiamo ribaltato tutte le stagioni, abbiamo ricominciato dall'estate, le stagioni che di solito iniziavano in autunno, abbiamo creato produzioni di piccolo formato mettendo gli spettatori al sicuro, gli artisti al sicuro, usando nuovi dispositivi tecnologici. Non è vero che i teatri sono rimasti solamente chiusi in quest'ultimo anno. Gli artisti, chi aveva voglia di fare qualcosa, chi ha voluto pensare al lavoro degli artisti, alla creatività degli artisti e delle compagnie, lo ha potuto fare, trasformando proprio il proprio lavoro. Certo, in una dimensione diversa, con capienze diverse degli spettatori, procedure che conosciamo tutti quanto sono difficili da rispettare, eccetera. Però si poteva fare. Purtroppo il settore proprio che ha sofferto di più, spero non succeda anche in futuro, ma insomma siamo molto preoccupati, è sicuramente il settore del teatro ragazzi, perché il destino di una stagione come quella del TIG, Teatro per l'Infanzia, Teatro per le Nuove Generazioni, che si rivolge a bambini
e ragazzi, adolescenti, 25.000 ragazzi, bambini e adolescenti ogni anno che seguono le nostre stagioni. Il destino della stagione così è legato a filo doppio col destino della scuola, e lo è stato. Quindi di fatto è stato molto molto difficile rinunciare ad avere ragazzi e bambini nei nostri teatri, è stato molto difficile e sofferto rinunciare ad entrare nelle scuole con gli spettacoli che portavamo direttamente nei plessi, magari nei plessi dell'infanzia con i bambini piccolissimi, no? Dai 3 ai 5 anni, e sapere qual era appunto la situazione, no? Cosa voleva dire non solo non fare teatro, ma la condizione e la sofferenza degli studenti, dei ragazzi, dei nostri adolescenti italiani. Anche perché siamo qui a Cervignano, volevo fare una breve immersione su quella che è l'esperienza di questa stagione e raccontarvelo un po' perché è nata e come è cresciuta, quali sono le sue caratteristiche, perché abbiamo voluto far nascere una stagione. Allora, dobbiamo fare un piccolo salto all'indietro di 25 anni, perché qui nel 1997 riapriva il teatro in Piazza Indipendenza dopo un bellissimo restauro dell'architetto Gino Valle. Noi al momento, proprio in occasione di quella riapertura, stavamo già lavorando su questo territorio perché stavamo facendo un progetto con l'ETI, l'Ente Teatrale Italiano, che si prefiggeva di portare una proposta culturale in luoghi dove c'era una bassa offerta di cultura. Mancava un teatro, mancavano tante cose che invece fortunatamente adesso su questo territorio ci sono e funzionano molto molto bene. Lo stiamo vedendo oggi, lo stiamo vedendo in questi anni, lo stiamo vedendo. Siamo qui alla Casa della Musica, a pochi passi c'è la biblioteca a Zigaina, c'è un teatro in Piazza Indipendenza, insomma in 20 anni sono cambiate tantissime cose fortunatamente. Altro coraggio, quindi nel 1997 con grande entusiasmo e con grande curiosità siamo andati, e con una buona dose di coraggio siamo andati in esplorazione di questo territorio. Ci siamo messi in ascolto, ci siamo connessi, abbiamo individuato gli interlocutori, i nuovi interlocutori, abbiamo interpretato esigenze, domande che c'erano, che emergevano, no? Sociali e culturali intendo. Abbiamo dialogato tantissimo. E per noi nel 1997 non riapriva solamente un edificio, non riapriva solo un teatro che aveva la sua bella sala rinnovata, eccetera. Doveva partire per noi un progetto, cioè quel teatro lì era ed è un presidio culturale permanente, è un baricentro di offerta, è un baricentro e un propulsore al tempo stesso di offerta culturale. Sapete che cosa c'è dentro, cosa succede dentro al Teatro Pasolini, e soprattutto per noi era importante che nascesse davvero qua a Cervignano una stagione interamente dedicata a bambini dai 3 a ragazzi dai 3 anni in su, per arrivare fino agli adolescenti che fanno le scuole superiori di secondo grado. Una stagione interamente dedicata a questi spettatori così speciali, così magici, che ci danno davvero tanta gioia. E che tenesse conto quindi dei loro percorsi, che sono percorsi di crescita, del loro mondo reale, della loro situazione di bambini e ragazzi, del loro immaginario, dei loro strumenti di lettura, di decodifica, di spettacolo, della loro magnifica sensibilità, anche della loro freschezza, della loro disponibilità a farsi coinvolgere.
E l'abbiamo fatto con le compagnie che si erano negli anni specializzate proprio in questo settore, in quest'ambito che era ancora molto particolare, molto eterogeneo, c'erano grandissime professionalità, percorsi storici molto importanti, c'era anche tutto un mondo molto spontaneo, diciamo amatoriale, ma insomma molto valido, ma andava appunto monitorato, andava esplorato, andava scoperto e bisognava accertarsi che questi prodotti, queste creazioni fossero quelle giuste per parlare con i ragazzi. Ci siamo rivolti quindi a compagnie storiche del teatro si chiamava per l'infanzia e la gioventù, che è una definizione ministeriale, ma insomma rende l'idea del target. Adesso noi lo chiamiamo teatro per le nuove generazioni, ci piace di più. Compagnie storiche come il Teatro del Buratto a Milano, il Teatro Giocovita, la Piccionaia a Vicenza, il Teatro delle Briciole a Parma, quelli di Grocca a Milano, Kismet, tante compagnie giovani anche che nel tempo e negli anni si sono impegnate, si sono immesse nel mondo del teatro per ragazzi, che non è più un teatro un po' marginale, ma è diventato un teatro di assoluto rispetto e qualità. Compagnie come quella dei Babilone Teatri, il Sotterraneo, il Teatro delle Apparizioni di Fabrizio Pallara, del Teatro di Claudio Milano, di Roberto Anglesani, di Emanuela Dallaglio. Se ci sono, come vedo, operatori del teatro per l'infanzia sicuramente conoscono la qualità e il valore del lavoro specifico e la cura che hanno queste compagnie nel fare qualsiasi tipo di produzione. Entravamo quindi in un mondo davvero entusiasmante, bellissimo, che ha fatto fra l'altro in questi ultimi anni passi molto molto importanti, passi da gigante. Perché è un progetto e non è una stagione? Perché non sono solo una lista, una programmazione mese dopo mese di spettacoli, ma sono un progetto che si articola su una serie di attività. Quindi c'è una stagione, sì, suddivisa per fasce d'età, come dicevamo, quindi le scuole dell'infanzia, le primarie, le medie, le inferiori e superiori. C'è una stagione che porta i ragazzi sia a teatro, al Teatro Pasolini, al Teatro Palamose, al San Giorgio a Udine, e all'interno delle classi, quindi teatro in classe, ma c'è anche un progetto che offre tutta una serie di percorsi, di workshop, di laboratori per insegnanti, genitori, operatori, animatori, mediatori culturali dell'infanzia. Si chiama Fare Teatro, Laboratorio dell'immaginario, e si basa sono percorsi che si basano su una metodologia che si chiama didattica della visione, che abbiamo intrapreso davvero proprio molti anni fa, e che fornisce proprio strumenti e metodologie che servono ad allenare proprio il pubblico più giovane, a formare uno spettatore davvero contemporaneo, con un approccio davvero attivo al teatro. E offre anche agli insegnanti tramite gli spettacoli dei validissimi stimoli, spunti per quella che è la loro attività didattica ed educativa. Abbiamo avviato anche dei laboratori sul territorio e su tutti i comuni che ospitano la stagione, dei laboratori per ragazzi extrascolastici che hanno l'obiettivo non di fare teatro per creare, per stimolare insomma un'identità artistica, ma hanno fondamentalmente l'obiettivo di una socializzazione, di un incontro fra coetanei su base teatrale, ma hanno un obiettivo molto molto diverso, no? Non professionalizzante, ma sono proprio percorsi teatrali. E all'interno di questa stagione si innesta anche un lavoro del CSS come produttore di spettacoli, quindi sono più di 20 anni che il CSS, assieme a questa attività di programmazione di spettacoli, anche produce giovani artisti, fondamentalmente compagnie,
che sono consapevoli di quanto sia appunto delicato questo mondo creativo, di quanta cura ci voglia e al tempo stesso di quanto sia interessante ed importante immettere nella creazione i linguaggi più contemporanei, che sono quelli legati alle tecnologie, al video, a nuovi formati della creazione. Parlo di un percorso che ci ha fatto incontrare per esempio Fabrizio Pallara del Teatro delle Apparizioni, che ha dedicato la sua vita al teatro, sta dedicando il suo percorso professionale proprio al teatro per scelta, al teatro ragazzi. Spettacoli come La mia grande avventura, La bella addormentata, Le fiabe da tavola, Auschwitz, Una storia di vento, Kafka e La bambola viaggiatrice. Con Giuliano Scarpinato vi ho già fatto un accenno, e anche tutta una serie di autori, attori del territorio, Eleonora Rivis, Chiara Carminati, Desi Gialuz, Francesco Comando, Marta Coscunà, il Teatrino del Rifo. Abbiamo prodotto una loro trilogia che si chiama Trilogia della comunicazione, che parlava di bambini soldato, di conflitti, di bambini coinvolti nelle guerre, di bullismo, dell'importanza della Costituzione. Sono anche autori di un'Odissea tratta dall'Odissea secondo Tonino Guerra e molti altri che sicuramente dimentico, anzi. La stagione ha incontrato, come ricordavamo prima con Martina, percorsi importanti come quello di abitanti di storia del sistema bibliotecario del Basso Friuli e appunto il progetto regionale Crescere Leggendo. Il rapporto con Crescere Leggendo è stato molto stimolante, perché sia a livello di collaborazione sia perché ha fornito un'impronta tematica molto spesso alle nostre stagioni per molti anni, in questi ultimi anni, 6-7 anni direi, proprio perché assumevamo il tema annuale del progetto di Crescere Leggendo come lente di messa a fuoco proprio nella scelta di alcuni spettacoli. Per cui abbiamo riletto i classici, come ci suggeriva Crescere Leggendo nella stagione 2013-2014, abbiamo letto le figure, portando spettacoli anche molto improntati al teatro di visione, di immagine, le farfalle del TPO, piuttosto che il teatro delle apparizioni con il tenace Soldatino di piombo, Il sognatore di Anglisani quell'anno, oppure uno spettacolo come Topo Chef che raccontava l'alimentazione sana anche con videoproiezioni su un grande tavolo dove proprio comparivano piatti di spaghetti e le cornie cucinate in un grande ristorante parigino, ispirandosi a una fiaba, fra l'altro, che era quella di Ratatouille. Anche lì rileggiamo i classici. Poi abbiamo adottato il tema Ciascuno cresce solo se sognato, che è una bellissima frase di Danilo Dolci. Anche lì ci siamo posti, abbiamo scelto molti spettacoli che avevano a che fare con la relazione, no? Fra adulti e diversi ruoli di adulti e bambini e ragazzi. Abbiamo indagato l'importanza e il valore che può avere la scoperta di un talento. Nella stagione 2019-2020 il tema era scintille, piccole grandi vite che hanno illuminato il mondo. Noi l'abbiamo trasformato con I shine, come se fosse scritto su una maglietta, io brillo, persone che splendono, e abbiamo raccontato tutta una serie di biografie importanti di persone, Nelson Mandela piuttosto che hanno avuto una certa parabola che abbiamo considerato paradigmatiche e stimolanti, insomma, per bambini e ragazzi. Quindi questa cosa dei temi, degli stimoli che abbiamo dato sia soprattutto agli insegnanti, che sono i principali sostenitori e collaboratori di una stagione come la nostra, perché sono loro che poi scelgono di fatto fra gli spettacoli che proponiamo e si prendono la responsabilità di
accompagnare le loro, non solo le loro classi a teatro, ma accompagnarle in un prima e in un dopo, che è quello di ritornare in classe dopo aver visto uno spettacolo, no? Quindi ci troviamo in questi anni sempre di più ad avere a che fare con una stagione che perfeziona sempre di più, in qualche modo, mette a punto sempre di più una missione di prossimità, di vicinanza con il mondo dell'infanzia e dei giovani e con quelle che sono le questioni centrali nella quotidianità dei ragazzi, nelle loro relazioni e problematiche, senza moralismi e senza ergerci da adulti a giudicarli, ma proprio in una prossimità, in un'immedesimazione, in una vicinanza al loro mondo che è assolutamente fondamentale. È un viaggio nel mondo degli adolescenti e dei bambini proprio dal di dentro, che questa è la differenza, no? Che dà veramente valore ad alcuni spettacoli come potrebbero essere gli spettacoli sulle dipendenze di quelli di Grock, sicuramente non come un chiodo nella testa racconta proprio le luci e ombre dei ragazzi, ma senza percepire mai che sono degli adulti che lo stanno facendo. Abbiamo parlato del valore dell'intelligenza, del valore della generosità, dell'amicizia, delle relazioni, dei temi ambientali, come dicevo prima, nutrizione sana, il rischio dell'assunzione di sostanze, l'importanza di superare le paure a tutte le età, la paura di crescere, sicuramente una di queste. Abbiamo parlato di acqua come bene comune, quindi tutti i beni comuni, il rispetto e la salvaguardia ambientale, dicevamo, tutta una serie di spettacoli che davvero sì. Molti noi li abbiamo visti. Sì. Io mi fermerei qui, mi sembra perché Ci è fatto venire una voglia di ricominciare a settembre, a tornare a teatro, penso. Però è vero Perché? quello che diceva Luisa, è vero, come nell'anno passato scolastico abbiamo sentito molto la mancanza del rapporto con i libri, no? Il rapporto diretto con i libri, così si è sentita tanto la mancanza del rapporto con altri linguaggi culturali, soprattutto il teatro. sì, abbiamo sentito la mancanza e quindi abbiamo dato, credo, anche più valore a questa mancanza culturale, direi, in generale, no? Che può essere l'esperienza dello spettacolo dal vivo, ma l'esperienza di tutte le arti, di tutti i linguaggi possibili ci sono mancati. Io penso anche voi, mi sono riavvicinata quasi anche alla mia professione con un nuovo entusiasmo, con una nuova voglia di vedere le cose, è come se mi avesse rinfrescato un po' lo sguardo, no? Mi abbia reso, lo dico sinceramente, anche meno giudicante un po', no? Quando uno fa l'operatore teatrale, va a vedere gli spettacoli un po' viziato, ha uno sguardo viziato da una serie anche di esperienza che è indubbio avere. Diciamo questa esperienza di privazione mi ha come restituito un'esperienza da spettatrice professionale anche più tersa, più spontanea, anche più emotiva. Mi sono emozionata tantissimo quando ho rivisto i primi spettacoli, li trovavo tutti bellissimi, tutti perfetti, mi preoccupava molto questa cosa, però diciamo ho reso l'idea, spero. Grazie per l'ascolto. Accompagnano i ragazzi e poi ne parlano poi a scuola, no? Secondo me gli insegnanti accompagnano anche le famiglie, cioè con la loro scelta degli spettacoli, perché poi i ragazzi vanno a teatro, tornano a casa e raccontano, e c'è anche il genitore che è interessato, quello che è scettico per certi spettacoli, sappiamo, no? Hanno aperto anche delle riflessioni e quindi
forti connessioni, no? Sì. L'occasione di questa collaborazione con il progetto Crescere Leggendo, con il teatro, per me è un'occasione Dirò su di questo. ringraziare voi per la Grazie. collaborazione e ringraziare gli insegnanti che tengono insieme Sì. anche le famiglie. Mi unisco a questo ringraziamento e a questo lavoro molto molto prezioso, importante, civile, no? Cioè stiamo facendo crescere davvero anche la nostra democrazia, il nostro paese, tramite la scuola, tramite tutto quello che la scuola può offrire, anche le esperienze del teatro culturale, oltre a quelle didattiche e formative. E ti dirò di più su questa cosa. Noi abbiamo un settore anche, tanto per completare un po' il discorso sul progetto, abbiamo anche una parte della stagione dedicata all'occasione di sguardi transgenerazionali, perché tutta una parte della stagione è di teatro per le famiglie. È nata a Udine Città Teatro per i Bambini, anche a Cervignano abbiamo fatto diverse pomeridiane e questo TIG in famiglia spesso i bambini hanno anche già visto gli spettacoli, sono i genitori che vogliono tornare a rivederli con loro perché ne hanno sentito parlare dai loro figli e quindi tante volte sono i bambini e i ragazzi che portano i genitori proprio a vedere alcuni spettacoli. Questo è molto indicativo di un messaggio che sta passando, di una necessità, di una richiesta, di esigenze che si stanno trasferendo, ed è molto interessante quando questo avviene dal bambino, dal ragazzo verso l'adulto, verso i ragazzi. Questo è una cosa che noi riscontriamo tantissimo. Se posso portare la mia Sì. testimonianza, io durante il periodo della pandemia ho comunque fatto entrare, aperto le porte al teatro, seppur in maniera da remoto, nelle mie classi. E sono d'accordo quando lei dice che il teatro diventa il luogo della comunità delle emozioni. I miei studenti hanno, dopo aver comunque guardato, osservato, come dire, da remoto, no? Era Ulisse nel nostro caso, è mancata proprio il fatto di toccare, di provare, di emozionarsi. Loro hanno bisogno di entrare, di vivere il teatro, di guardare, di osservare, di toccare anche, perché appunto credo che abbia questa funzione benefica, terapeutica, su quello che poi anche è la riscoperta di loro stessi, quindi mettersi in gioco, chi sono, dove sono, perché sono qua, il posto delle domande. Questo ai ragazzi è mancato tantissimo, per cui sì, bello, come dire, il vedere, ma secondo me è molto più bello andare a teatro. Questa è la mia esperienza. Io non lavoreremo, Sì. posso andare in biblioteca, a teatro e a vedere i libri a toccare. Sì. Io ora lascerei il posto a Francesca, esatto, così per gli esempi che abbiamo. Grazie ancora Luisa. Grazie a voi, grazie. Avete dato sedia così non preoccupate. Però abbiamo anche io abbasso un po' le luci perché Francesca ci fa vedere delle immagini. Dunque ora vediamo se la magia funziona. Buonasera a tutti, intanto grazie davvero di cuore a Crescere Leggendo per questo invito, ci fa tanto piacere essere all'interno di questo festival che insomma ovviamente già conosciamo e seguiamo da anni. Funziona così, mi sentite? Sì. E beh, mi piace anche ricordare che questo è anche il decennale di Cammino Zampa. Quest'anno la nostra casa editrice appunto in ottobre festeggerà i suoi 10 anni e l'occasione di questo invito a parlare di libri per ragazzi attraverso la lente di questo tema del coraggio è stato per noi anche un po' uno stimolo a riflettere su
su come questo tema ha attraversato il nostro percorso, e io vorrei raccontarvelo oggi attraverso una serie di libri, ma anche di casi, un po' di storia vera, di tanti episodi che sono successi nell'arco di questi primi anni di vita della casa editrice. Cammelo Zampa nasce appunto nel 2011, fondata da me, Francesca Segato, e Sara Saurin, la mia socia, e molti scherzano, o forse non scherzano tanto, dicendo che è coraggioso di per sé aprire una casa editrice, e in realtà noi ci siamo sempre spaventate quando venivamo associate a questa parola coraggioso, perché implica che ci sia qualcosa che non funziona, e in realtà diciamo che certamente è molto difficile riuscire a essere un piccolo editore indipendente per ragazzi. Noi però insomma, siamo riuscite a crescere anno dopo anno e non essere più nemmeno così piccole come casa editrice. Ormai insomma, siamo tra i 40 e i 50 titoli all'anno, quindi siamo cresciute veramente tanto. E il nostro è partito davvero come un progetto culturale, anche piuttosto semplice a raccontarlo, nel senso che non ci siamo poste particolari temi o particolari obiettivi, etichette. Semplicemente il nostro obiettivo era portare libri, e libri illustrati in gran parte, ma anche narrativa, di qualità per bambini e ragazzi. Abbiamo iniziato il nostro percorso attraverso una riscoperta di alcuni classici internazionali della letteratura per ragazzi che o non erano più disponibili nel nostro paese, oppure sì, non c'erano anche proprio mai arrivati, e per questo insomma la casa editrice è diventata anche un po' conosciuta, ma diciamo che nell'arco di questo percorso, che per noi appunto aveva solo l'obiettivo di portare libri di qualità ai ragazzi, ci siamo scontrate con moltissimi episodi di censura, e che spesso, insomma, forse anche un po' nella nostra ingenuità, ci hanno sorpreso, ci hanno anche fatto stare male, e un po' alla volta abbiamo capito che quello che per noi era scontato, che era proprio il cuore del nostro progetto, spesso insomma può anche creare qualche problema. E noi pensiamo che con i bambini, con i ragazzi si possa parlare di tutto, che non ci debbano essere argomenti tabù, e soprattutto il nostro primo obiettivo, appunto, come ho già ripetuto più e più volte, era portare letteratura di valore, sia dal punto di vista letterario sia della qualità iconica, punto, come in un celebre saggio, una letteratura senza aggettivi, perché i bambini e i ragazzi non hanno meno diritto di noi adulti a questo. E adesso insomma, vi racconto qualche libro e un po' anche le difficoltà che abbiamo incontrato in questo nostro progetto. Vediamo se riesco a fare funzionare. Okay. E prima di tutto, ecco, parleremo anche di censura, di casi specifici, ma io vorrei fare un discorso più ampio, perché ho intitolato questo intervento Letture coraggiose per lettori liberi, perché per noi si tratta proprio, il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi degli strumenti per crescere. È perfetto, la nostra analogia è sintonia con crescere leggendo, e quindi prima di tutto anche libri che non hanno paura della complessità. E vi faccio subito un esempio che forse alcuni di voi conosceranno, un titolo insomma, che ha girato parecchio: Voci nel parco di Anthony Brown.
Qui era il 2017 ed è stato uno dei primi titoli pubblicati dalla nostra casa editrice, proprio che ha avuto una grande eco, e anche con cui abbiamo iniziato la riscoperta di questo grandissimo autore e illustratore inglese, Anthony Browne, che era già presente in Italia, è pubblicato da diverse case editrici, però era presente poco rispetto alla sua produzione. Noi poi abbiamo pubblicato molti altri titoli, 5, ormai siamo il suo editore italiano con più titoli in catalogo, ma questo ha sempre un posto speciale nel cuore, e quando qualcuno mi chiede qual è il mio libro preferito tra i nostri, nonostante sia difficilissimo perché ovviamente amiamo ogni libro, però per me forse è Voci nel parco. Che cos'è questo libro? È un albo illustrato di 32 pagine in cui vediamo, c'è il racconto di una passeggiata nel parco. È una passeggiata nel parco raccontata da 4 voci diverse, 2 adulte e 2 bambine, e per ognuna di queste voci cambia il registro linguistico, cambia lo stile delle illustrazioni e cambia addirittura il font e la grafica. E sembra raccontato così, sembra un esercizio di stile, e qualcosa forse di un po' difficile, di un po' freddo, e in realtà è una straordinaria storia sulla alienazione, sull'empatia, sulla nostra capacità o meno di aprirci all'incontro con gli altri. Vediamo queste illustrazioni assolutamente surreali. Io dimentico sempre di precisarlo perché ormai sono abituata, ma sì, tutti i suoi protagonisti sono generalmente dei gorilla. E incontriamo prima questa mamma molto altoborghese, molto rigida, molto severa, che accompagna il bambino e il cane al parco. Poi questo papà, vediamo subito che ha una provenienza sociale molto diversa, è disoccupato, triste, depresso, però comunque si lascia trascinare dalla sua bambina al parco. Poi incontriamo Charles, il primo dei 2 bambini, il figlio della signora, che è un bambino timido, introverso, molto schiacciato da questa figura materna, e Anthony Browne è un maestro nel disseminare le sue illustrazioni di tantissimi dettagli nascosti, oltre che chiare citazioni artistiche, come già vedete da questa immagine. E poi la quarta voce è quella di una ragazzina che diventa, mentre i 2 adulti non si incontrano mai, tra i 2 bambini nasce un'amicizia. E questo libro nella sua apparente complessità ha intanto una grandissima profondità, e la cosa per noi sempre sorprendente è quanto i bambini, anche non così grandi, anche dai 7 anni, entrino immediatamente in sintonia con questo albo. Quando noi lo portiamo nelle scuole, noi chiediamo agli insegnanti di prevedere almeno un incontro di 2 ore per la lettura e possibilmente altri successivi incontri, e ci chiedono: ma cosa farete in queste 2 ore? Lo leggiamo, non facciamo niente altro, e ogni volta il tempo non basta, perché appena finisce la prima lettura si innesca un meccanismo pazzesco di restituzione da parte dei bambini, che hanno proprio voglia di riraccontare questo libro, di giocare a trovare tutti i dettagli, entrano in sintonia molto più di quello che magari noi adulti potremmo fare o aspettarci. E un altro titolo, per farvi un esempio, un altro grande autore che abbiamo insomma la gioia di avere nel nostro catalogo è Tomi Ungerer, un grandissimo autore illustratore per bambini, dal taglio decisamente satirico e molto politico,
E questo è Flix, il suo ultimo album che abbiamo pubblicato, ed è la storia di una coppia di gatti che ha inspiegabilmente un figlio cane. Quindi è uno scandalo, una notizia che fa grandissimo scalpore nella comunità dei gatti, e il nostro eroe Flix cresce essendo un diverso, emarginato, bullizzato, però insomma poi va incontro a una vita molto avventurosa e un epilogo anche molto, molto felice. E Tommy Ungerer, essendo alsaziano, aveva vissuto sulla sua pelle questa condizione di bilinguismo, di appartenere a due mondi, e appunto nelle sue storie non si sottrae mai a una critica alla nostra società, nonostante sia un libro di molti anni fa, è attualissimo per noi. E poi volevo farvi un cenno a proposito del coraggio di proporre libri anche che possono sembrarci difficili, a questo autore e a questo Silent Book, Passeggiata col cane. Adesso non possiamo più dire che sia di per sé coraggioso pubblicare libri senza parole, perché fortunatamente sempre di più si stanno diffondendo, stanno prendendo piede, però ancora molti adulti diciamo che sono spaventati dai libri senza parole, causano un attimo di scompenso, cioè e questo come lo leggo? E questo libro in particolare, Passeggiata col cane, è tutta una passeggiata, anche in questo caso, in mondi fantastici e strabilianti e straripanti di dettagli. È quasi uno dei cosiddetti libri brulicanti. E la cosa bella anche qui è che i bambini hanno una capacità di lettura, anche quando ancora non sanno materialmente leggere, che spesso supera quella degli adulti. Noi abbiamo tantissime testimonianze con questo libro di bambini che lo leggono ogni giorno, anche per mesi, perché amano, diventa proprio un loro momento mettersi lì e riraccontare la storia, avere anche la felicità di non essere prigionieri di un testo, di rivendicare la capacità di essere loro a leggere la storia. Poi ci sono alcuni titoli anche nel nostro catalogo in cui in particolare ci si diverte anche a giocare con gli stereotipi e a sovvertirli. Ecco, diciamo che gli stereotipi sono qualcosa che a noi insomma dà molto fastidio. Quando riceviamo le proposte editoriali, non appena leggiamo nelle prime righe qualcosa che insomma un po' odora di situazione stereotipata, per noi quel titolo è già rifiutato, però possono anche diventare qualcosa da rovesciare. E questo è un titolo che è uscito qualche mese fa, Mr. Black, ed è molto divertente. È la storia di questo vampiro che segretamente adora il colore rosa. Quindi un po', insomma, una storia anche sul coraggio di essere diversi in un'isola in cui tutti sono, il dress code naturalmente prevede il nero perché è un'isola completamente abitata da mostri di vario tipo. Lui, quando poi entra nella sua magione, in realtà la sua casa è così, è tutta rosa, lui adora il rosa in tutte le sue sfumature e si circonda di oggetti rosa, se non che un giorno i suoi vicini lo sorprendono perché non riesce a resistere alla tentazione di prendersi questa decappottabile rosa, ed è uno scandalo, bruciano tutte le sue cose rosa, addirittura l'auto viene gettata giù da un dirupo, fino al giorno però in cui Mr. Black avrà una rivincita. C'è il giorno del grande incendio, e scoppia questo grande incendio e tutti escono, devono scappare, devono uscire dalle loro case, naturalmente così
conciati come erano all'interno delle mura domestiche, e quindi scopriamo che in realtà nessuno era proprio normale e aderente ai canoni, e insomma c'è un finale così molto liberatorio. E certo, beh, poi se volete ci possono sfogliare e consultare questi titoli, ci sono poi fuori alla fine. E sempre appunto per giocare con gli stereotipi è uscito quest'anno a gennaio questo Silent Book, Lupo Nero, di Antoine Gallopé, e questo mi piacerebbe stare zitta giustamente perché è un silent e lasciarvelo vedere. Di questo ho messo tutte le immagini perché è proprio un gioco in bianco e nero che ci porta dove non immaginiamo di andare. Intanto ci porta in un bosco pieno di neve, quindi magari è anche piacevole con questa stagione. Io adesso mi taccio per questo paio di minuti e ve lo faccio vedere. Senza usare parole e senza usare nemmeno il colore, questa secondo noi è una storia molto potente che si presta poi a tantissime letture e riflessioni, ma prima di tutto quello che salta agli occhi è come il nostro sguardo è condizionato e come in realtà poi la realtà ci può sorprendere. Adesso vorrei cominciare un po' a raccontarvi anche qualche storia di titoli che insomma sono stati un po' controversi o comunque hanno incontrato magari qualche resistenza nel corso del loro cammino, e partendo da alcuni titoli che toccano alcuni temi tabù. E noi appunto siamo fermamente convinte del fatto che si possa parlare, si debba parlare di tutto con i bambini, naturalmente con i linguaggi, con i livelli di lettura appropriati all'età. E questo albo, Oscar il gatto custode, è di Chiara Valentina Segre e Paolo Domeniconi, è un albo illustrato che parla della morte. E questo è un tabù molto forte, naturalmente. Abbiamo scoperto che si ritiene sia molto forte in Italia, magari in altri paesi c'è un po' più produzione su questo tema, e ci sono titoli che ne parlano, molti però affrontano magari la perdita di un nonno, di una persona cara. Questo invece pensa di essere un albo non per bambini che hanno avuto un lutto, anzi noi lo sconsigliamo quando qualcuno insomma ci presenta questa situazione. È per bambini che fanno domande, come tutti i bambini che vogliono sapere. È ispirato alla storia vera di questo gatto, Oscar, che vive veramente in questa clinica nel Rhode Island, e se lo cercate come Oscar the Cat ci sono anche dei video su YouTube, c'è una pagina Wikipedia. Questo gatto ha questa sorta di strana capacità su cui hanno fatto anche delle indagini, per cui quando uno dei pazienti della clinica sta per andarsene, sta per morire, il gatto salta sul suo letto e resta lì fino alla fine, solo in questo caso. Poi ci sono, se siete curiosi di approfondire, ci sono state alcune possibili spiegazioni. Questa naturalmente è fiction. L'autrice si è ispirata a questa storia
per parlare con i bambini del fatto che la vita ha una fine. E quindi ci racconta la storia di questo gatto, conosciamo alcuni dei pazienti di questa clinica e poi vediamo che arriva quella che sostanzialmente sarebbe la morte. Nell'albo si chiama Mute, che significa morte in maltese, ma evocava anche un po' il miagolio di un gatto. E in questa fiction ha il volto della persona che il paziente che sta per spirare amava di più. Quindi in questo caso per questo signore la figlia, ma non con la sua apparenza di adesso che è grande, ma come quando era piccola, come nella foto che ha sul comodino. E questo è un albo che insomma ha fatto parlare, chiaramente non ha venduto tanto come altri titoli, però insomma per noi era una storia importante, che aveva un suo significato e che è stata insomma anche apprezzata da parte di molti genitori e educatori. Un altro caso di un albo insomma, forte è stato questo, Il piccolo pescatore e lo scheletro di Chen Yang-hong. Chi di voi insomma, è insegnante o comunque bazzica la letteratura per ragazzi lo conoscerà certamente questo autore, pubblicato per lo più da Baba Libri, Il Principe Tigre, insomma moltissimi altri titoli. Però questo albo rischiava di non arrivare in Italia perché era stato considerato insomma, non in linea con il catalogo di Baba Libri e diciamo che nessun altro editore si era fatto avanti perché forse faceva un po' paura, a partire da questa copertina nera. E insomma ci sarebbe una regola per cui le copertine dei libri per bambini non devono mai essere nere perché insomma, fanno paura, ma poi insomma anche la storia e le illustrazioni che ora vi spoglio. È una storia in realtà potentissima, struggente, meravigliosa, che secondo noi meritava invece di arrivare anche ai bambini italiani. È la storia di questo piccolo pescatore che è orfano di padre, esce in mare un giorno nonostante ci sia una terribile tempesta e nonostante il papà gli avesse raccomandato di non uscire in mare in quelle condizioni, e pesca qualcosa di terribile, uno scheletro. Vedete questa tavola quando si apre all'improvviso è qualcosa di veramente molto forte e anche spaventoso. Naturalmente i bambini amano anche essere spaventati. Il bambino è terrorizzato, lo scheletro lo segue fino a riva e il bambino sviene. A quel punto però lo scheletro lo raccoglie e lo porta in casa, lo accudisce e quando si vede allo specchio capisce che terribile aspetto ha, insomma se ne va in un angolo. Il bambino si sveglia e all'improvviso ne ha compassione e allora insomma supera la sua paura e lo copre con una coperta, lo riscalda con il fuoco, gli chiede se ha fame e comincia a nutrirlo con i suoi pesci e lo scheletro, come succede nelle fiabe, ha fame, ha sempre fame, una fame inesauribile, atavica. E il bambino gli offre l'ultima scodella di zuppa che gli è rimasta e comincia a succedere qualcosa. Appare, insomma, si ricopre di carne e appare al suo posto un pescatore che era morto in mare tanti anni prima e aveva un figlio più o meno della sua età. Naturalmente non viene mai detto se è il papà. Noi pensavamo di sì, l'autore ci ha detto che secondo lui no, però naturalmente è la libertà del lettore interpretare le storie e naturalmente poi insomma c'è un happy ending, un finale insomma, in cui staranno sempre insieme
e scopriranno nuovi luoghi in cui pescare. Quindi secondo noi questo era un caso in cui sarebbe stato veramente un peccato non portare una storia così. E un altro caso in cui abbiamo recuperato un libro che forse era rimasto impubblicato in Italia per via del tema è questo. Qui passiamo nel campo della narrativa, anzi della narrativa per giovani adulti, con una grandissima autrice che è stata anche ospite al festival, Marion Murail. E La figlia del dottor Baudouin è un suo romanzo bellissimo, secondo noi ovviamente, che abbiamo pubblicato. Molti di voi la conosceranno. Per chi magari non l'avesse mai letta, Oh Boy è uno dei suoi titoli più famosi ed è un capolavoro da leggere e da rileggere, però nonostante appunto i suoi titoli normalmente siano pubblicati in Italia, almeno i suoi romanzi per questa fascia di età, questo era rimasto impubblicato, forse perché parla di interruzione volontaria di gravidanza. È la storia di questa ragazza, di questa 17enne che si trova di fronte a questa scelta. Naturalmente è la Murail, quindi non è assolutamente un libro a tema, è un romanzo corale con una grande dimensione familiare come lei li sa costruire, e in cui è bello secondo noi anche il fatto che questo tema dell'aborto viene presentato da diversi punti di vista, perché c'è la nostra adolescente, ma incrocia in questo suo percorso anche altre storie di donne che fanno scelte diverse dalla sua, ognuna con la sua dignità. Ecco, e passiamo un po' a qualche episodio più concreto in cui ci è veramente capitato di avere piccoli o grandi episodi di censura, probabilmente tutti piccoli, ma forse la censura più strisciante è quella che non fa notizia, di cui non si viene mai a sapere. Ecco, qui in questo caso in realtà ha fatto anche notizia. Allora, il romanzo è La famiglia X di Matteo Grimaldi, è un romanzo uscito nella nostra collana Gli Arcobaleni di letture per adolescenti, diciamo dalla scuola secondaria di primo grado. E è un romanzo in cui, tra tanti altri ingredienti del romanzo, c'è la storia dell'affido di un ragazzino a una coppia composta da due papà. È ispirato tra l'altro a una storia vera, perché in Italia l'affido è possibile anche a coppie omosessuali, ed è però comunque è un romanzo a tutto tondo, non era un libro manifesto di qualche cosa, è un romanzo che parla di crescita, che parla di primi innamoramenti, di famiglia, chiaramente anche di questo tema. E l'autore è stato oggetto di una serie di attacchi molto pesanti sui social. Matteo Grimaldi ha una pagina anche piuttosto seguita in cui parla anche di diritti, di tematiche di genere, e molto spesso è stato bersagliato da associazioni, quasi le definirei un po' estremiste, che l'hanno ripetutamente segnalato, cercato di bloccare la sua pagina, finché questo libro è stato bloccato da Facebook, non nel senso che non lo potesse postare, ma non poteva fare le sponsorizzazioni. Sapete che perché i post di Facebook abbiano più visibilità si possono fare le sponsorizzate, e però Facebook fa un controllo sui contenuti, e questo libro è stato bloccato perché è considerato materiale pornografico. Io vi posso assicurare che di pornografico non c'è assolutamente nulla, è un libro per ragazzi dai 10 anni in su, 11 anni in su, e adesso chiaramente gli algoritmi di Facebook sono complicati da decifrare e si potrebbe anche pensare che sia stato solo un errore tecnico, però forse nell'algoritmo era entrato anche il fatto che questa pagina fosse nel mirino, fosse già stata più volte segnalata,
e comunque non è stato l'unico episodio, perché dopo questo Matteo è stato più volte oggetto di attacchi, anche minacce di morte, cioè cose che sembra quasi assurdo dire, però proprio perché, insomma, per il suo ruolo con Tony, se poi qualcuno sarà curioso di andare a vedere la sua pagina, con toni assolutamente civili, garbati, lui poi è una persona veramente così a modo, però insomma queste tematiche evidentemente disturbano, non riescono a passare ancora con tanta serenità. E un'altra storia, un altro caso è di questo libro Luna Park, sempre della stessa collana di Livia Rocchi. Luna Park è un bellissimo romanzo che tocca il tema della violenza domestica e in particolare della violenza assistita. C'è il protagonista è questo bambino, ragazzino, che vive in un contesto di violenza domestica, un contesto da cui lui e la madre fanno fatica a trovare una via d'uscita, e la particolarità del romanzo è che prima di ogni capitolo c'è una pagina che è come una poesia, come una pagina di diario, in cui una voce di un bambino racconta attraverso la metafora del Luna Park quello che succede tra le mura domestiche. Quindi ogni giostra diventa un po' una metafora, ci sono gli autoscontri, ci sono le montagne russe con questi strilli seguiti dai momenti di silenzio che fanno ancora più paura. E poi adesso non voglio rovinarvelo, quindi non farò spoiler, però insomma poi c'è un'evoluzione, c'è una sorpresa. Comunque insomma è un bel romanzo che sicuramente tocca un tema forte, ma che purtroppo è stato oggetto più volte di più o meno velate censure, nel senso che non veniva scelto o insomma, magari da parte anche di insegnanti c'è stata un po' di paura ad affrontare questa lettura. Per farvi un esempio, in un festival era stato selezionato dagli organizzatori tra le letture, l'autrice doveva incontrare i ragazzi a scuola e gli organizzatori del festival pochi giorni prima hanno mandato una mail di scuse dicendo che gli insegnanti non se l'erano sentita, e l'incontro si è tenuto lo stesso, ma in una biblioteca dove sono arrivate 3 ragazzi, e quindi chiaramente con una portata completamente diversa. Un altro caso ci è capitato con questo titolo, 3300 secondi di Fred Paronuzzi, sempre della stessa collana, gli Arcobaleni, e in questo caso adesso la collana, diciamo, forse comincerete a chiedervi ma cosa c'è in questa collana? Sì. Diciamo, il taglio della collana sono romanzi appunto, dicevo, per lettori dagli 11 anni in su, poi variano un po' le età, molto brevi, ma noi diciamo ad elevato peso specifico, che toccano temi forti, vicini al vissuto dei ragazzi, anche con una elevata qualità letteraria. Sono tutti libri che hanno vinto premi o comunque insomma con una bella scrittura. Però qui non c'è niente di fantasy, non c'è nessuna evasione, sono libri che parlano della realtà e naturalmente la realtà a volte si preferisce non vederla. Questo titolo era stato scelto da una libreria per un progetto con un gruppo di lettura con delle scuole, e hanno acquistato i libri, e poi la libreria ci ha chiamato dopo qualche tempo per chiederci se potevano renderli e sostituirli con qualcos'altro. Ovviamente mortificate, ma gli insegnanti, dopo aver ricevuto i libri in classe, li hanno rimandati indietro. Perché? Allora, questo romanzo è molto sfaccettato,
È la storia di 4 adolescenti, si svolge tutto in un'ora di lezione a scuola, durante la quale loro 4 che non si conoscono però si incrociano nei corridoi o nei vari spazi della scuola e ognuno di loro sta vivendo un momento determinante della sua vita. E c'è un ragazzo figlio di immigrati che si sta un po' confrontando con la sua condizione di insomma, che si sente francese, il romanzo è ambientato in Francia ma fa i conti anche con le sue radici. C'è una ragazza che si è appena dichiarata alla sua compagna e quindi insomma tutto il patimento e struggimento di chiedersi se sarà ricambiata. C'è un ragazzo che sta affrontando il lutto per la morte di sua sorella e c'è una ragazza che la sera prima ha subito uno stupro. Era a una festa, ha bevuto troppo e si è trovata in una situazione in cui quello che sembrava all'inizio insomma, un bacio, un momento a cui lei aveva consentito è diventato un no che qualcun altro non ha rispettato. E quindi sicuramente è un tema molto forte, però secondo noi è un tema di cui è anche giusto che i ragazzi possano leggere. Parliamo di ragazzi di 13-14 anni, chiaramente non lo diamo a bambini piccoli, però per gli insegnanti questo è stato troppo. Tra le varie storie questa proprio non poteva, non volevano, forse non volevano rischiare rispetto a magari problemi che potevano nascere con i genitori. Un altro caso è successo con questo libro, Ultraviolet o Ultraviolet di Nancy Houston. Era arrivato in finale a un premio e quando è arrivato alla giuria popolare insomma, c'è stata un po' di resistenza da parte degli insegnanti perché qui la storia, questo non è assolutamente il tema, ma si tocca, si sfiora il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza. In realtà appunto la storia è tutt'altro, è la storia di questa tredicenne che si fa tante domande sul mondo, è affamata di nuovi orizzonti e incontra questo giovane medico che viene ospitato nella sua famiglia. Siamo in Canada durante la Grande Depressione e che le apre tutto uno scenario di possibilità di libertà, possibilità anche culturali che per lei erano inesistenti. Però siccome veniva sfiorato questo tema, anche questo insomma ha creato qualche problema. L'ultimo di questa carrellata, di questa casistica, Nella pancia della balena di Alice Keller, che è un romanzo secondo me con una scrittura meravigliosa, che tocca un tema molto forte, però anche in questo caso un ragazzo che vive con la madre separata. Capiamo fin dalle prime pagine che c'è qualcosa che non va con la mamma, che non sta bene, e un giorno lui torna a casa da scuola e la mamma non c'è più. E questo chiaramente è un tabù fortissimo, l'idea che i genitori possano non esserci, possono abbandonarti. E qui in questo caso invece è una storia che è andata a finire bene. Anche questo era stato scelto per una intera scuola che doveva leggere il libro e poi incontrare l'autrice. Quando è arrivato nelle case c'è stata un po' una levata di scudi da parte dei genitori, chiaramente e comprensibilmente disturbati a livello umano dal fatto che i figli potessero incontrarsi con questa storia. E gli insegnanti ci hanno chiamato, ne abbiamo molto discusso e alla fine poi loro hanno tenuto duro, i ragazzi hanno letto il libro, l'hanno amato moltissimo e l'incontro con l'autrice poi è stato molto bello anche umanamente, e abbiamo capito che per i ragazzi è proprio importante confrontarsi con queste che sono delle paure ataviche
E perché in fondo i libri sono un po' anche dei simulatori di volo per vivere attraverso la letteratura quello che si spera che nella vita non vivranno mai. E d'altra parte non è quello che anche noi adulti cerchiamo nei libri, solo che noi siamo più fortunati e nessuno ci fa operazioni di censura. E poi insomma ci sono anche casi di libri proprio tagliati. Ce ne siamo accorte recentemente quando abbiamo ripubblicato alcuni classici, diciamo contemporanei, alcuni titoli molto importanti che erano arrivati in Italia anni fa ma erano finiti fuori catalogo. Uno è questo Golfo di Robert Westall, era uscito ormai qualche decennio fa per Mondadori, e quando Sara Saurin, che è la mia socia ma è anche traduttrice, in questo caso ha curato lei la traduzione di questo romanzo, e ha scoperto, naturalmente lei lavorando sulla traduzione prima faceva la sua stesura e poi comunque si confrontava con la vecchia edizione anche semplicemente per evitare magari dei calchi che potevano suonare antipatici e invece magari erano involontari. Beh, insomma, abbiamo scoperto che la vecchia edizione aveva tantissimi tagli e in questo caso abbiamo fatto anche un bel lavoro di confronto. E io adesso vi ho messo qualche pagina a campione, ma poi insomma si stende per tutto il romanzo, a volte erano anche dei pezzi significativi. Cosa era stato tagliato? Allora, per esempio, questa è una storia ambientata in una famiglia inglese degli anni 70-80, molto caratterizzata, e c'è questo papà che alza un po' troppo il gomito. Ma è un papà splendido, una bella figura nel romanzo, però viene descritto anche esplicitamente il fatto che a volte si ubriaca. E questo nelle vecchie edizioni era stato proprio tagliato, questi passaggi, perché chiaramente potevano essere un po' disturbanti. Oppure c'era questo passaggio sempre di questo papà, che è una figura molto sopra le righe, quindi è stato spesso censurato, che sono su una spiaggia ed era distratto dalle belle ragazze che avevano dimenticato il pezzo di sopra del costume da bagno. Ok, è magari una battuta un po' osé, però insomma stiamo parlando ragazzi delle medie, noi pensiamo che possano essere sufficientemente scafati da digerire anche una battuta del genere. Oppure c'era, il papà è anche un rugbista, quindi viene descritta un po' l'emozione delle partite, il protagonista per la prima volta scende in campo, viene chiamato a sostituire un giocatore, lui è un ragazzino, per lui è il momento più bello della sua vita, e poi dopo la partita c'è tutto i rituali dei rugbisti nelle docce, quindi parliamo di rugbisti nudi che cantano, che sbraitano, cose assolutamente troppo disturbanti, quindi via. Oppure sì, è tanto no, però forse un 20%, adesso non abbiamo fatto i conti, però ovviamente ce ne sono parti con meno, questo io vi ho portato alcuni esempi, però sì, e pensare che non solo i ragazzi ma tutti i lettori italiani hanno creduto che quello fosse il romanzo, perché pochi poi se lo vanno a leggere in originale, e invece, oppure, adesso io non vi ho raccontato la storia, ma la storia di questo ragazzino che ha questi poteri quasi telepatici, per cui riesce a entrare in connessione empatica con persone in posti lontanissimi del mondo, e questo succede con un ragazzino iracheno durante la prima guerra del Golfo, e che quindi è un po' il cuore del romanzo. Ci sono anche dei commenti, dei passaggi politici in cui magari sempre questo papà oppure in famiglia si commenta la situazione, anche alcuni di questi erano stati tagliati, evidentemente considerati troppo espliciti. Ecco, questo non lo sappiamo perché normalmente
l'autore ha diritto di approvare o rifiutare la traduzione. Ovviamente qui non sappiamo se ci fosse anche in questo caso, però è anche vero che è difficile magari leggere in italiano, è complicato, e quindi chi lo sa. Si può supporre che in quel periodo fosse stato... Sì. Purtroppo dobbiamo dire, adesso speriamo che le cose siano migliorate, purtroppo era una prassi, non è un caso isolato. I nostri consulenti, esperti di letteratura per ragazzi ci dicono che i casi sono tanti, dei titoli che sono arrivati tagliati. Adesso qui non abbiamo tutto il lavoro dei tagli, però per dirvi, anche in questo altro mostro sacro della letteratura per ragazzi, Gary Paulsen, noi abbiamo pubblicato da poco questo, adesso noi l'abbiamo intitolato Il mio amico geniale, il titolo è The Chernoff Discoveries, in italiano era uscito per Mondadori come Il mio amico Harold. Anche qui ci sono alcuni passaggi che mancano nella traduzione. Qui vogliamo fare un disclaimer, noi non pensiamo che siano state scelte dei traduttori. Ovviamente non possiamo sapere cosa è successo, però non punteremo il dito verso i traduttori. Ecco. In questo caso è tutto ambientato nell'America degli anni 50, è la storia rocambolesca dell'amicizia tra questi due che oggi definiremo due nerd, due sfigati della scuola, e tutte le loro rocambolesche iniziative per cercare di raggiungere gli obiettivi di qualsiasi ragazzo, quindi essere popolare, fare soldi, essere notato dalle ragazze. E con questo personaggio, il protagonista Harold, che è un pazzo che si veste come un trentenne nonostante abbia 14 anni e che continuamente inventa cose. Lui è una specie di inventore, ovviamente sempre con esiti disastrosi, e il suo amico che gli fa un po' da spalla, un po' da succube. E la cosa bella è che in realtà questo romanzo è autobiografico. Gary Paulsen, che poi è diventato uno dei più grandi autori per ragazzi di sempre, oltre che una persona che ha avuto una vita super avventurosa, è stato in Alaska con i cani da slitta, insomma ha fatto un sacco di imprese, ha avuto un'infanzia molto difficile in una famiglia dove l'alcolismo era un problema molto serio, e nel romanzo, che pure ha un tono molto divertente, cioè proprio scanzonato, però ci sono dei cenni a questa situazione e all'alcolismo dei genitori. Per esempio dice battute del tipo: non esisteva una bevanda alcolica che i miei genitori non avessero ancora provato. Quindi con questo tono così ironico, però ci fa capire. E ecco, anche alcuni di questi riferimenti mancavano nella traduzione italiana. Io adesso mi fermo perché ho sempre cercato di guardare l'ora e mi sa che ho già sforato, quindi scusate. Però spero sia stato un po' interessante. A noi, diciamo, mi fa piacere poter parlare di queste cose perché sono un po' rare le occasioni per parlare di queste cose. E quando poi succede il caso non eclatante, lo sappiamo noi, lo sa l'autore, non puoi neanche pubblicizzarlo, intanto per rispetto agli organizzatori che spesso si trovano tra l'incudine e il martello, e poi perché insomma finisci per sembrare un po' una vittima, però insomma forse è giusto anche che se ne parli di queste cose. Io vi ho creato